In Sardegna si va verso un inasprimento delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus attraverso un'estensione generalizzata dell'utilizzo di dispositivi di sicurezza individuale come le mascherine. E questo è l'orientamento della Giunta regionale anticipato ieri dal Presidente della Regione Cristian Solinas. Un provvedimento che ora è possibile adottare perché la disponibilità di mascherine ha raggiunto livelli adeguati. La Protezione Civile regionale sta accumulando scorte di mascherine che ormai hanno superato quota 2,7 milioni. I dispositivi saranno garantiti in primo luogo agli operatori sanitari, ai pazienti, agli ospiti delle strutture per anziani, poi alle forze dell'ordine e a chi svolge servizi di pubblica utilità. Il fabbisogno giornaliero per queste esigenze è stato calcolato in 60.000 pezzi, per un totale di 1,8 milioni al mese. Pertanto ci sono i numeri per poter distribuire le mascherine alla popolazione civile, dispositivi da utilizzare per l'ingresso nei supermercati e nei luoghi pubblici e poter così rispettare le prescrizioni. Intanto la Regione rafforza la dotazione del Corpo Forestale con la consegna di 33 nuovi mezzi da utilizzare per i controlli per il rispetto delle ordinanze sul Covid-19. Questa ulteriore dotazione si inserisce nelle attività di controllo per vigilare sul rispetto delle regole stabilite, ha spiegato il Presidente della Regione, Cristian Solinas. Dal 14 marzo il Corpo Forestale è mobilitato in tutta l'isola e ha realizzato con grande impegno e professionalità oltre 20.000 controlli nei litorali e nelle aree rurali per garantire la salute dei sardi. Per rafforzare questa difficile emergenza epidemiologica era importante accelerare i tempi di consegna alle stazioni dei nuovi mezzi pick-up, ha sottolineato l'assessore regionale dell'ambiente Gianni Lampis. I mezzi potranno essere utilizzati anche per attività di spegnimento degli incendi rurali e boschivi e per altri interventi connessi al rischio idrogeologico e idraulico.